Buonasera a tutti ragazzi, diciamo che anche domani sarà una giornata abbastanza normale. Farà freddo come al solito, però piogge solo un pochino sulla Sicilia, quindi su Palermo e Catania. Poi per quanto riguarda il resto dell'Italia, ragazzi, solo ancora diciamo un po' di neve giù, diciamo verso la Calabria, un po' diciamo sull'Etna, però per il resto freddo e gelo, diciamo quasi dappertutto. Quindi diciamo che in Valle d'Aosta, ragazzi, domani sarà soleggiato, 10 gradi la massima, 6 la minima. Quindi proseguiamo diciamo, per regione. In Piemonte ci saranno minimo 2 gradi, massimo 5 gradi, quindi soleggiato ragazzi anche in Piemonte. Poi in Lombardia ragazzi la temperatura già qui è un po' più bassina, meno 1 la minima, 6 la massima, soleggiato comunque, quindi a piovere non piove, quindi andiamo ancora più peggio in Trentino Alto Adige, quindi più in alto, meno 2, massima 3 gradi si arriverà nell'arco della giornata, quindi soleggiato, quindi neanche qui dice neve, quindi in effetti farà bella gelata. Sì, te lo dico subito, Palmeria, voglio dire. In Friuli Venezia Giulia, ragazzi, 0 gradi, 7 gradi, quindi soleggiato pure qui. Quindi diciamo, allora, la nostra amica voleva sapere la Sardegna, glielo diciamo subito. La Sardegna, 1 grado, 12 gradi, soleggiato, quindi puoi stare tranquilla che non farà abbastanza caldo, diciamo, rispetto alle altre regioni. Quindi adesso stavamo in Friuli, andiamo in Liguria e anche qui 3 gradi, la minima, 7 la massima, quindi le temperature sono quasi tutte belle rigide. Allora, il Veneto 0 gradi, 7 gradi, quindi anche qui soleggiato, ma sempre con, diciamo, questo gelo, diciamo così. In Emilia e Romagna, ragazzi, meno 2, la massima arriverà a 6, quindi anche qui soleggiato, quindi diciamo che sarà una giornata soleggiata, però ragazzi farà freddo. Quindi in Toscana la stessa cosa, meno 2, 9 gradi, soleggiato tutta la giornata, quindi Toscana, poi già qui in Umbria, no, in Umbria mi aspettavo di peggio, invece no, meno 1, 8 gradi, quindi anche qui diciamo più o meno le temperature sembrano camminare quasi uguali. Le Marche da 0 minima a 7 gradi la massima, quindi per lo più soleggiate, quindi anche qui non ci sono santi, camminerà bene, diciamo. Anche nel Lazio farà freddo, però ci sarà sole, quindi qui meno 3 minimo, 8 ciao Lisa, la massima, quindi nel Lazio pure farà freddo, quindi in Abruzzo e qui già si ragiona un po' diverso qui. Domani parzialmente nuvoloso, meno 10 la minima, 1 grado la massima e qua i dentini scoccano in bocca. Quindi qua fa sempre freddo di solito e difatti continua così. Quindi passiamo poi al Molise. Il Molise neanche non scherza, però meno 10 esagerato, qua è meno 3, massimo 3 gradi, quindi diciamo per lo più nuvoloso, quindi sono quelle là più difficili. Sì, sì, ti ho salutato Lisa. In Campania, cioè qua da me, 1 grado, massimo 7 gradi, quindi diciamo che fa freddo pure prima, bello detto napoletanamente. Vabbè, noi non siamo abituati a queste temperature, però è inverno, quindi. In Puglia, e qua sta la signora incoronata, qui 2 gradi, massimo 6 gradi, quindi pure qua ragazzi farà freddino per noi del sud. No, figurati. Allora, ecco qua, Basilicata, ragazzi, meno 4, 1 grado. E qui, ragazzi, rovesci nevosi. Qui ci sarà la neve, come avevo detto, giù faceva la neve da qualche parte. Quindi in Basilicata domani nevicherà, quindi si parte da meno 4 ad arrivare massimo a 1 grado. Quindi è scontato che farà la neve. Come pure in Calabria, ragazzi.
meno 1, massima e minima, quindi è invariata, quindi meno 1 e meno 1, quindi qua non dice nevosi, qua dice proprio neve, proprio direttamente, quindi domani in Calabria è neve e la precipitazione è pure abbondante, 80%, quindi nevicherà a finale. Quindi siamo arrivati quasi, allora, dove devo fare, l'ultima la Sicilia, ragazzi, ed eccola qua, parzialmente nuvoloso, però con rovesci sparsi su Palermo e Catania. Come potete vedere anche dalla foto che ho tirato, eccolo qua, ragazzi, potete vedere la perturbazione. Questa è una foto scattata alle ore 12 di domani, quindi questo è quello che, diciamo, passerà alle 12 di domani. Poi ne ho fatto un'altra perché comunque poi passerà questo, diciamo, maltempo ed eccolo qua. Questa è quella delle ore 21 e rimane la Sicilia, diciamo, giusto un po' su Palermo, Palermo la punta, un po' di maltempo, ma nulla di che. Quindi poi rimane tutto come ho già detto prima. Quindi solo un po' sulla Sicilia questa pioggia, diciamo che sarà passeggera, in effetti a mezzogiorno ci sarà sta pioggia, ciao a media e poi in serata già non ci sarà più, quindi diciamo che domani le temperature si manterranno ancora come oggi, ragazzi, quindi nevicherà come abbiamo detto in Calabria, avevamo detto, sì, e in Basilicata, ragazzi, quindi Basilicata, ciao Amelia, e Calabria nevicherà, quindi queste sono le due regioni dove ci sarà la neve, a parte poi sull'Etna in Sicilia, che pure ci sta la neve lì, diciamo, in mattinata, nell'altra foto che ci ho messo, eccolo qua, potete ammirare che lì ci sta il Vesuvio ed ecco qua quella bella pallina rosa, quella è la neve, quindi diciamo che ci potranno essere facilmente nevicate sull'Etna, quindi ad alta quota in effetti, quindi vabbè che sull'Etna a finale ci sta sempre quando fa freddo, quindi è una cosa quasi normale. Quindi diciamo che le due regioni dove farà la neve, ragazzi, ripeto, Calabria sì e Molise. Sì, Amelia porta neve in Calabria. Allora, domani porta meno 1, sia massima che minima. Precipitazione 80% e dice direttamente neve proprio, quindi ci sta la nuvoletta, sa, con tutte le palline di neve e basta. Poi ci sta l'altra regione prima di te, che sarebbe la Basilicata, in effetti, eppure qua porta a meno 4, la massima 1 grado. E qua sta scritto ad esempio rovesci nevosi, vedi già un po' diverso. Quindi ci potranno essere rovesci, a te invece porta proprio neve, proprio direttamente, quindi diciamo che in Calabria sarà più dura, diciamo, forse più internamente, credo. Non credo proprio sulla costa a costa, tipo come sto io, però sulla parte più interna sicuramente farà molto freddo, anche perché la massima è di 1 grado, penso un po', quindi minima e massima sono uguali, meno 1, cioè non è che ci sta meno 1 più 3, che ci sta la possibilità di arrivare a 3 gradi, no? Cioè meno 1 e meno 1, basta, quindi più di meno 1 non si può andare. Forse si potrà scendere, ma non che salirà. Quindi questa è proprio aggiornata proprio a 10 minuti fa, il tempo di fare le foto sul satellite, quindi sono aggiornatissime, quindi ci mancano poche ore che avvenga, quindi sono, diciamo, azzeccate quasi al 90%. Ciao, Andrea. Andrea, mi dispiace tanto che tu ogni volta stai male, guarda, sinceramente mi dispiace veramente dal profondo del cuore che ogni volta sti dolori che c'hai, che non riesci a farti passare in nessuna maniera, quindi davvero mi dispiace. Ma guarda Lisa, no, dicono che ci sarà una vigilia e un capodanno col sole, quindi perlomeno da quello che diciamo si sa per ora è che sarà una vigilia. Ah, stai a Boston? Allora, a Serra. A Serra ci sono stato. Andò. Penso che farà freddo lì. Allora, 1 grado.
Ah no, no, eccolo qua, l'ho trovato. -1, 2 gradi e rovesci nevosi, Antonio. Quindi diciamo che domani a Serra San Bruno, se non vado errato, ci sarà la neve. Quindi domani sarà rovesci nevosi. Lo sapevo, ma io ci sono stato qui, quindi so che fa freddo, quindi mi immaginavo che facesse la neve, quindi diciamo che questa ondata che è arrivata dal Polo Nord a finale. Allora, medio Boston. Allora, domani Boston, Stati Uniti, quindi 3 gradi, massimo 4 gradi e ci sta pioggia e neve, quindi per chi sta a Boston, non mi ricordo il nome, mi pare Amelia mi aveva detto sta a Boston, quindi diciamo ci sarà pioggia e neve, precipitazione al 100%, quindi sicuramente o piove o fa la neve, quindi o tutte e due, quindi ciao signore Frasia, buonasera. Tutto bene, spero di sì. Francoforte, sì, te lo dico perché ce l'ho acceso, quindi posso vedere. Ero Francoforte. Domani Francoforte è sul meno, quindi Germania parliamo ragazzi. -3, 3 gradi, soleggiato, però giustamente farà freddino, quindi no, non la conosco. Fabrizia, sì, sì, ci sono stato in queste zone, ho passato, non è che ci sono stato proprio, no, no, Lisa, no, no, non arriverà il fine d'anno sarà soleggiato, so, perlomeno, diciamo, da quello che si sa ora, poi può cambiare tutto, quindi diciamo che per le previsioni che stanno dando adesso quasi tutti i meteo, tutti i satelliti dicono che sarà un'alta, diciamo, pressione, quindi un anticiclone, quindi un po' di caldo rispetto a questo qui. No, no, ci sono stato, ci sono passato un sacco di volte da lì per andare al lavoro, quindi conosco quella zona, capisci? Quello volevo dire io. Quindi ci sono passato col camion, in effetti. Buono, Eufrasia. Sì, sì, poi diamo gli auguri, ce li diamo direttamente il 31, faccio una diretta, quindi ci daremo gli auguri in diretta a tutti quanti, quelli poi che si collegheranno in quel minuto, poi c'è, diciamo, chi lo vedranno dopo, quindi sicuramente gli auguri di buon anno li faccio io direttamente, quindi poi ci daremo gli auguri in diretta proprio live, quindi il 31 faccio una live solo per gli auguri, quindi ci vedremo, mi vedrete in video, mi devo fare la barba perché ho la barba, mo, quindi il pelo. Quindi diciamo ragazzi che domani pioverà solo in Sicilia un pochino, freddo a volontà in tutta Italia, solo in Basilicata e in Calabria ci sarà la neve, quindi questa è la previsione per domani. Quindi continua sta cosa di freddo anche se fra pochi giorni ragazzi vigilia di Capodanno e Capodanno dicono che ci sia l'alta pressione, quindi arriverà un poco di caldo, poi vedremo, quindi non voglio anticipare perché qua il tempo cambia all'improvviso e poi dopo diamo una cosa sbagliata, quindi è meglio farla giorno per giorno così siamo più sicuri che non possiamo sbagliare. E beata a te, qua non sono riuscito a fare un video con la neve, io non lo farò mai qua. Sì, sì. Buonanotte pure a te, andò. No, qua è proprio difficile proprio qua. Ho detto, ma faccio il video con, con la neve, il video con la... No, ma a me voglio fare... Guarda, io ho paura della neve perché ogni volta faccio sempre delle scivolate mega galattiche, come dico io. Quindi diciamo che è meglio che non la fa, se no chissà dove mi vengono a prendere. Quindi diciamo che non stiamo attrezzati per la neve noi, quindi è meglio se non la fa. Se no, ti dico una cosa, una volta 3 anni fa mi ricordo ha fatto la neve a Salerno, ti posso assicurare, siccome tutti quanti noi abbiamo le ruote normali, quindi non da neve, le auto giravano a giro tondo, tipo, hai presente le macchine in dozza in dozzo, come chiamavano noi qua, quelle dove vai a giocare, diciamo, a bowling, così, giravano proprio in rotondo, tutte quante.
Quindi diciamo si è bloccata Salerno, ma in tutti i lati, macchine che tozzavano le altre macchine, un casino proprio. Penso che stavano macchine che camminavano da sole, stavano macchine parcheggiate col freno a mano con la prima, che ha fatto la neve, sono incominciate a camminare da sole. Pensate un poco, perché qua, diciamo, sì, qua è una discesa in effetti, no? Ma dove abito io. Quindi diciamo che le macchine partivano da sole, camminavano proprio, quindi con tutto il freno a mano e la prima inserita dentro, le macchine scivolavano lentamente e andavano a colpire le altre auto, quindi un casino di assicurazioni qua, tu hai dato a me, quella poi, quell'altra poi andava su quell'altra, abbiamo fatto tipo un dozzo a dozzo qua, come dico io. Io invece per disperazione sono caduto nella fratte, stavo andando, siccome dovevo andare a fare i mercatini, ho detto vabbè, allora andiamo a piedi, e fatto. E come facciamo? Con l'auto non si può arrivare. Ho detto scendiamo un po' piano piano a piedi. Avevo messo pure le scarpe proprio scarponi, diciamo, tipo quelle della Timberland, quelle belle. Ma che arrivato a un certo punto ho fatto una battuta tipo Fantozzi, ma mi sono fatto proprio. Se non sono morto quel giorno, non muoro più. Davvero una botta esagerata proprio. Tipo alla Fantozzi quando fai il replay, che si ferma, sta sospeso con i piedi e poi sbatte direttamente a terra. Proprio una botta esagerata proprio. No, no, chi se la scorda più quella botta? Secondo me il cervello si era spostato in quel giorno, secondo me. Mamma, volevo andare a pronto soccorso, poi ho detto vabbè, sto bene, quindi fortunatamente non era il mio giorno. Ciao, Orto, fantastico. Quindi quando dico io, quando non è arrivata la tua ora non ci stanno santi, quindi diciamo che è sempre così. Se non è io non ero tuo, può succedere che va. Quando non è la tua ora non ci stanno santi. Sì, sì, ma allora avevo una ventina d'anni più o meno, no? Siamo scesi con Issi, che all'epoca era il motorino che andava di moda negli anni 80, e diciamo, siamo scesi e abbiamo detto, mamma mia, stiamo senza soldi, e come scendiamo? E come non scendiamo? Dio che vuole che troviamo all'epoca 10.000 lire per terra. Dice, vedi, abbiamo trovato i soldi per fare la benzina, anzi la miscela era quella là del sì. Siamo scesi a Salerno, sto compagno mio, così, lui lo portava, io stavo dietro, quindi tutti belli contenti che avevamo trovato sta 10.000 lire, anzi, mi imbrogli di leo. Al ritorno, sì, sì, sono caduto sulla neve, sì, al ritorno ragazzi, ma andavamo piano, 20-30 all'ora, una macchina ci ha preso proprio in pieno. Io mi ricordo solo che mi sono trovato in ospedale con il piede in trazione, mi sono rotto. Mi sono rotto tibia e perone, quindi stavo in trazione, ho detto "E che è successo mo?" E c'avevo dei ferri davanti, dei pesi, perché dice che l'osso si era sovrapposto, quindi sono stato una settimana con sto piede in aria. Poi mi hanno operato e mi hanno messo le placche. Diciamo che quella 10.000 lire trovata maledettamente a terra ci è costata proprio. E quello che portava il motorino davanti non si è fatto neanche un graffio, ragazzi, niente, zero. No, ma poi è passato, in effetti sono stato un anno con gesso, Antonio, ma ti giuro, andavo a fare la radiografia, andavo lì e quello dice callosse non si è formato, quindi mi ritornavano ad ingessare. L'ho fatto per 12 mesi, stavo uscendo pazzo perché poi, sai, col ferro quello in estate pure, prendevi il ferro quello che la nonna usava per fare i maglioncini, lo infilavo nel gesso per grattarmi perché mi prudeva proprio fortemente in estate. Ma un anno un incubo proprio quella caduta, mamma mia. Diciamo, queste sono state le due disgrazie di proprio forte. Però al finale è andata bene. Per la botta che abbiamo preso. Ciao Elettra, buonasera. Diciamo è andata molto bene perché la botta è stata talmente forte, pensavo che non dico che ci lasciavamo le penne, ma poco ci mancava. La botta, quest'auto è sbandata proprio. Sì, sì, ma andava veloce questo, in effetti
l'ha detto stesso lui, perché ma stava secondo me sui 100 all'ora lui. Quindi no, no, io mi sono alzato da terra, andò, ho detto e che è successo? Ho sentito proprio come uno scricchiolio dell'osso. Quindi io mi sono alzato da terra, quindi fortunatamente mi sono messo, quando nella caduta mi sono messo le mani in testa perché avevo graffiato tutte le due braccia il lato, diciamo, frontale. Quindi mi sono coperto la testa in effetti, quindi quando sono arrivato a terra avevo le mani davanti alla testa, quindi non, mi sono fatto male dai mani, diciamo, non la testa. Ho pensato a proteggere la testa, 43. Quindi diciamo che è andata bene, quindi. Però il piede è stato un anno proprio disgraziato proprio, quindi però è passato a finale, quindi proprio vedi quando deve succedere, tanto io noi stavamo senza una lira. Cioè io e questo amico mio stavamo qui sotto, qui a perdere tempo, dici come scendiamo, come non scendiamo. E andavamo ancora a scuola, penso all'epoca, penso un po'. Quindi io stavo finendo l'ultimo anno, mi pare, del padrone marittimo, mi pare, sì, la scuola nautica. Poi ho detto, vabbè, ho detto non scendiamo. Girovagando un po' da qui intorno abbiamo trovato 10.000 lire per terra. E proprio quando deve succedere una cosa, andò, non ci stanno santi. E perciò dico, quando deve succedere una cosa, oppure sei arrivata la tua ora, come dico io. Quindi diciamo, è così ragazzi. Quindi quando ho fatto la caduta lì sulla neve, non mi, mi è andata bene, ma si vede che non era la mia ora di partita, diciamo così, va. Quindi diciamo che destino, come dico a volte io, sembra che ognuno di noi ha un suo destino, quindi già si sa quale sarà, non lo sappiamo noi, questo sì, però forse qualcuno di sopra di noi già sa i nostri giorni quali sono, quindi almeno credo che sia così, eh. Vabbè ragazzi, vi auguro buona cena a tutti. Ho visto Avvocatella che mi ha mandato le foto delle pizze. Quindi perciò non sta collegata ragazzi, perché adesso è arrivata una foto delle pizze. La signora si sta mangiando una pizza con le patatine, fa vedere, e olive. Vedi, si è detto ne vuoi un poco, vabbè. Poi vediamo questa qui, questa pomodorini e deve essere scarole, quindi penso di sì, pomodorini, scarola e mozzarella. Si è trattata bene. Quindi vedi, si è detto Giuseppe vuoi venire? Vabbè, non ti preoccupare, avvocato. Si sta mangiando, mi ha mandato su WhatsApp due foto, stanno due pizze. Una patatine patatine e mozzarella, giusto? E olive. Sì, sì, ma quando deve succedere, tanto è così, eh. Se non trovavamo quella di 10.000 lire, noi non scendavamo e quindi non mi facevo nulla, però purtroppo il destino ha voluto che la trovassimo. Questa qua invece è pomodorini. Eh sì, no, 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 secondo me sono broccoli, ragazzi, no, no. Secondo me si sta mangiando pomodorini, broccoli e salsicce, una cosa leggera, diciamo, dai. Sì, sì. Mamma mia. Bravo, perciò non sta in linea. No, dai chi si va a sciare, sì, può stare là nel parte a me. No, a me mi piace vedere nevicare, però non mi piace camminare sul ghiaccio. Sì, sì, grazie, andò, sì, ma questo sempre sta... C'ho 43 anni, adesso all'epoca ne avevo 20, quindi è successo 23 anni fa, quindi molto tempo fa. Però voglio dire solo questo, il fatto che, vedi, quando una cosa deve succedere, succede e basta, quindi stavamo senza soldi, non potevamo scendere perché non avevamo la benzina nel motorino per scendere, guarda caso troviamo 10.000 lire e poi succede l'incidente, quindi proprio quando deve accadere non ci stanno santi che possono mantenere. Sì, sì, non sappiamo noi, sì, sì, giustamente, solo Padre Eterno, come diciamo nel napoletano, solo Padre Eterno sapeva. Vabbè ragazzi, vi auguro a tutti quanti buona cena, sono le 20:24, quindi, ma qui si sta mangiando la pizza come a certa gente, e vabbè. Chi fra poco, Orto Fantastico pure sta a pizza. E mo, a me pare noi che ci stiamo mangiando, mo devo pensare un po', quindi una cosa leggera.
però qualcosa di caldo. Ma non lo so, Elettra, ti dico la verità, non sacci proprio la verità. Qualcosa di caldo comunque, oppure mi faccio un bicchiere di latte con due biscotti, o un bicchiere di latte con un po' di panettone. Capace una cosa calda così. Vabbè, vi auguro una buona serata a tutti ragazzi e ci sentiamo domani se Dio vuole. Quindi buona serata a tutti. Quindi forse dopo faccio un altro video ma non faccio la diretta. Quindi penso che farò un video normale così senza diciamo la diretta. Non lo so, poi vedremo. Se trovo qualche argomento sfizioso faccio diciamo un altro video. Quindi è presto ancora 20 e 25. E se no ci sentiamo domani ragazzi. Buona serata a tutti. E buona cena a tutti ragazzi, ciao a tutti.